Noi abbiamo la fortuna di avere un welfare di comunità che è dettato appunto da tutti i soggetti del terzo settore, quindi le fondazioni, le onlus, le attività produttive. Per fortuna che ce l'abbiamo perché va ad arricchire quello che è già un sistema sociosanitario integrato molto importante. Su questo settore c'è tanto da fare, su questo lo sappiamo, è stato fatto già qualcosa nell'introduzione di alcune linee dentro il piano sociosanitario 2012-2016, nel 2012 sono state varate a livello regionale le linee guida per quanto riguarda appunto l'autismo. Recentemente la legge nazionale sull'autismo di quest'anno, a gennaio riprenderemo anche il tavolo specifico appunto sull'autismo regionale in cui cercheremo di monitorare cosa si sta facendo, l'applicazione delle linee guida e soprattutto guardare al futuro. Proprio a Padova un nuovo centro dedicato all'autismo. Sì, un centro importante, insomma credo un punto di riferimento importante, sappiamo che i numeri sono numeri in crescita, quindi c'è bisogno di iniziative e strutture come queste e soprattutto c'è bisogno di mettersi in rete. Credo che la necessità, anche con il tavolo appunto che verrà ristabilito da gennaio, sia proprio quello di metterci in rete tra istituzioni, associazioni, mondo delle fondazioni, dell'onlus, per cercare effettivamente di trovare, diciamo così, non delle soluzioni, ma quelle vie che permettono un'integrazione sempre più forte, sia a livello scolastico ma anche a livello lavorativo. Sul sociale sappiamo, insomma, c'è sempre grande battaglia ed è giusto che sia così, perché oggi tutto è riconducibile a una dimensione sociale. Mi sembra che anche le parole dette dal governatore, che non verrà tagliato un euro per quanto riguarda la non autosufficienza, i livelli essenziali e tutto il resto, e quindi per quanto riguarda tutto il settore del sociale sia una conferma dell'attenzione che la Regione Veneto vuole mettere e dedicare anche in un momento difficile a un settore strategico, vulnerabile e fragile come quello del sociale.